Una delle cime più belle del Friuli sicuramente è lei, Cima di Terrarossa. Lungo i suoi 10 km e 900 metri di dislivello ci regala panorami incredibili, sempre che non siate sfigati come noi. Il panorama com'è? Nebbioso. Abbiamo avuto degli sprazzi di Sì. visibilità, purtroppo non siamo stati molto fortunati, però veramente molto, quello che siamo riusciti a vedere era veramente molto bello, molto bello. Lasciamo la macchina in prossimità del parcheggio grande e da lì imbocchiamo il 622, direzione Rifugio Giacomo di Brazzà, esploratore romano che con il friulano Attilio Pecile partì alla scoperta del Congo più selvaggio. Something unexpected happens, you can't let it go. Caught up in your own distractions, you already know that you're gonna think about this for a while. Why you try not to lose your mind, not to believe the lies that you... Buffo i suoi gialli occhi spalanca, vola di notte e non si stanca. Pare che porti proprio gli occhiali, vola sul ramo sbattendo le ali. Ti guarda fisso stando lassù, ti parla stranito dicendo uhu, Hide it with laughter when your brain's wired for disaster. Even good things leave a bitter taste. Even good things leave a bitter taste, yeah. Even good things leave a bitter taste, yeah. Even good things leave a bitter taste, yeah. Even good things leave a bitter taste. Even good things leave a bitter taste, yeah. Even good things leave a bitter taste, yeah. Even good things leave a bitter taste, yeah. Even good things leave a bitter taste. Worry won't change the outcome, but I've been doing this for so long. Al rientro ci fermiamo al rifugio dove cortesia e gentilezza ci accolgono come per completare una giornata quasi perfetta. Il giorno seguente, dopo esserci goduti i mandriani portare le mucche alla mungitura, abbiamo deciso di rilassarci sul lago del Predi, a pochi chilometri di distanza. Uno specchio d'acqua balneabile dai colori turchese e smeraldo che ci ha fatto dimenticare le fatiche del giorno precedente. Ora vi lasciamo alla cartina e ai dati tecnici del percorso. Io non posso che ringraziare Enrico perché senza la sua collaborazione questo video non sarebbe stato fattibile. Vi lascio il link in descrizione del suo canale. Non ci resta che salutarvi, zaino in spalla e alla prossima. Ah sì, nel prossimo video andiamo in Val di Fassa. Ciao a tutti.